Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con ilsussidiario.tv. Apriamo con i titoli di oggi, 10 agosto 2026. Migranti, l'Italia non cede. Berlino torna sui trasferimenti, ma Roma chiede reciprocità e l'Europa cambia linea sui confini. Salvini sfida Sánchez dopo la crisi di Ceuta. Proteggere le frontiere esterne significa difendere tutto il continente. Gaza, Trump riapre la partita. Netanyahu valuta il piano americano sul disarmo di Hamas. E sull'Iran, Washington sceglie, almeno per ora, la pressione economica al posto di nuovi raid. Codice della strada. Dall'MIT una revisione per più sicurezza e multe più giuste, senza vessazioni. Infine la Lega. Diruba rilancia identità, territori e peso nell'esecutivo, rivendicando una forza di governo capace di alzare la voce quando serve. Questi i principali titoli. Ora il resto del giornale. Migranti, l'Italia non cede. Ci attacca anche Berlino, ma l'Europa cambia. La Germania vuole riattivare i trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati nel sistema europeo dal nostro paese. Roma risponde: per il Viminale, i dublinanti arrivati prima del 12 giugno sono da considerarsi azzerati in base agli accordi con alcuni paesi europei. Per gli arrivi successivi, l'Italia chiede reciprocità, includendo anche i migranti sbarcati dalle navi ONG con bandiera straniera, molte delle quali tedesche. Il dossier va oltre Dublino. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen lanciano un messaggio contro l'immigrazione incontrollata. L'Europa torna a parlare di confini e Roma chiede responsabilità. Salvini sfida Sánchez. Ceuta riapre il nodo confini. Quando proteggiamo i nostri confini, difendiamo quelli di tutto il continente. L'Italia lo sta facendo, la Spagna no. Matteo Salvini attacca Pedro Sánchez dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per il vice premier, se una frontiera esterna dell'Unione cede, le conseguenze ricadono sugli altri paesi e su Schengen. Madrid, che aveva contestato i blocchi agli sbarchi italiani, si trova ora davanti allo stesso problema. Per la Lega, controllare i confini non significa chiudere l'Europa, ma impedire che siano i flussi irregolari a decidere chi entra. Trump riapre Gaza. Netanyahu valuta il piano USA. Il piano di Donald Trump per Gaza resta sul tavolo. Secondo il Jerusalem Post, che cita Axios, Benjamin Netanyahu avrebbe detto a Jared Kushner di essere disposto a valutare la proposta americana per il disarmo di Hamas. Le stesse fonti parlano di un graduale ritorno delle forze israeliane verso la linea gialla e di meno attacchi sulla striscia. Il condizionale resta necessario. Pubblicamente Netanyahu si era mostrato più rigido. Non c'è ancora un accordo, ma Washington mantiene l'iniziativa su disarmo di Hamas, sicurezza di Israele e percorso politico. Trump stringe sull'Iran. Pressione economica, raid congelati. Donald Trump cambia passo sull'Iran, almeno per ora. Il presidente americano vuole mantenere un basso profilo militare e punta sulla pressione economica. Ad Axios sottolinea le difficoltà dell'economia iraniana e gli effetti del blocco navale statunitense. Resta aperta la partita dello stretto di Hormuz. Teheran pone condizioni per la riapertura e nega negoziati diretti con Washington, anche se ci sarebbe uno scambio di messaggi attraverso intermediari. La linea americana resta sanzioni, deterrenza e pressione negoziale prima di nuovi bombardamenti, evitando per ora una guerra dall'esito imprevedibile. Codice della strada, multe più giuste. Consultazione MIT, sicurezza prima. Sicurezza sulle strade, senza trasformare automobilisti e famiglie in un bancomat. Il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, ha inviato a oltre 100 operatori e associazioni i materiali della revisione del codice della strada. Tra le proposte, patente a 17 anni, più tutele per motociclisti e utenti vulnerabili,
stretta sui mezzi senza assicurazione, recupero delle multe non pagate dagli stranieri e sanzioni più proporzionate. Il MIT propone di fermare l'aumento automatico delle multe legato all'inflazione e rafforzare le garanzie contro i verbali errati. Obiettivo: sicurezza senza sanzioni vessatorie. Identità Lega nel governo. Diruba ancora più forti nell'esecutivo. Più identità, più territori, più peso nel governo. È la linea con cui la Lega rilancia la propria azione dopo il direttivo lombardo. Alberto Diruba respinge l'immagine di un carroccio diviso e ribadisce la compattezza attorno a Matteo Salvini su sicurezza, imprese, lavoro, infrastrutture e interessi italiani a Bruxelles. Intervistato da Il Tempo, sostiene che il confronto interno serva a discutere nei territori e poi muoversi insieme, mantenendo una fisionomia riconoscibile nel centrodestra, alzando la voce quando serve e osando una lega di lotta. La scommessa è restare forza di governo senza diventare indistinguibili dagli alleati. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Ucraina, ora trattare. Il Vaticano tiene aperti i canali. Dopo oltre 4 anni di guerra, parlare soltanto di armi ed escalation non basta più. L'Ucraina è sotto pressione, tra infrastrutture colpite, difficoltà per la popolazione e un enorme sforzo militare. Paolo Giordani, sul sussidiario.net, osserva che l'informazione occidentale racconta attacchi e resistenza, ma meno le condizioni reali del paese. Il Vaticano continua a parlare con Kiev e Mosca. La Santa Sede ha già contribuito a scambi di prigionieri e al rimpatrio di minori. Ora si preparano missioni a Mosca di Monsignor Gallagher e del cardinale Zuppi, con l'ipotesi di riaprire colloqui diretti. Anche Washington ridefinisce le priorità. Secondo Giordani, per l'amministrazione Trump, l'Ucraina viene dopo le esigenze strategiche americane in Medio Oriente e nell'Indo-Pacifico. Questo non cancella l'aggressione russa, ma riporta al centro la domanda: quale strada diplomatica può fermare la guerra prima che aumentino ancora costi e vittime? Cibo, sicurezza europea. Agricoltura, autonomia strategica. Un'Europa che dipende dall'estero per energia, fertilizzanti e materie prime agricole può definirsi autonoma? È la domanda posta da Tiziano Pozzi sul sussidiario.net. L'agricoltura pesa poco sul PIL europeo, ma assorbe circa 1/3 delle risorse comunitarie attraverso la politica agricola comune, una scelta dal valore strategico. Pandemia, guerra in Ucraina, crisi del Mar Rosso e conflitto con l'Iran hanno mostrato la vulnerabilità delle filiere. Il rincaro dell'energia aumenta i costi e pesa infine sulle famiglie. Per Pozzi, gli agricoltori sono parte della sicurezza economica del continente. La prossima PAC dovrà scegliere se trattare l'agricoltura come un settore da compensare o come una vera infrastruttura strategica. Innovazione e sostenibilità devono rafforzare la produzione. Senza campi produttivi e filiere robuste, la sovranità europea resta uno slogan. La domanda non è quanto costa sostenere l'agricoltura, ma quanto costerebbe non farlo. E con questo si chiude l'edizione odierna del TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Torniamo domani, alla stessa ora, e sulle frequenze di Radio Libertà. A domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione